Lo storico greco Strabone riporta il racconto degli onori resi a Diomede presso i Veneti. Infatti si sacrifica a lui un cavallo bianco e vengono indicati sul luogo due boschi sacri, uno ad Era Argiva, l'altro ad Artemide Etolica. Aggiungono poi, com'è naturale favoleggiando, che dentro quei boschi le fiere sono mansuete, le cerve si aggregano con i lupi e si lasciano avvicinare e toccare dagli uomini. Le bestie inseguite dai cani, se si rifugiano là, non sono più inseguite. Si racconta che uno dei notabili del posto, conosciuto perché era solito offrirsi come garante per altri e preso in giro per questo, si imbatté in alcuni cacciatori che avevano nelle reti un lupo. Dicendo quelli per gioco che se si fosse offerto come garante per il lupo, pagando i danni che l'animale avrebbe potuto fare, avrebbero sciolto la bestia dalle reti. Egli acconsentì. Il lupo, una volta liberato, spingendole, condusse nella stalla del suo garante un'eccellente mandria di cavalle non marchiate col fuoco. Egli, ricevuto questo segno di riconoscenza, fece marchiare le cavalle con l'immagine di un lupo, ed esse furono chiamate perciò licofore e si distinguevano per la loro velocità più che per la loro bellezza. I suoi discendenti, avendole ereditate, conservarono alla razza dei cavalli il marchio e il nome e introdussero la disposizione di non vendere ad altri le loro cavalle, affinché ad essi soli rimanesse la razza autentica. Così l'allevamento dei cavalli divenne famoso in quei luoghi, ma ora, come abbiamo detto, questa attività è scomparsa del tutto.